Navigare in solitaria sul fiume Platani per realizzare un docufilm è la nuova avventura di Andrea Barbera nel cuore della Sicilia. Una sfida che partirà dai Monti Sicani, dove nasce il fiume Platani, o Alikos, come viene chiamato ai greci, uno dei 3 fiumi più estesi della Sicilia e anticamente principale via di comunicazione dal Mar Mediterraneo verso l'interno della Sicilia, dove si svilupparono civiltà antiche come quella del popolo sicano. Barbera tenterà per la prima volta di percorrere il Platani a bordo di una tavola SUP stand-up, remando da solo per ben 65 km fino a raggiungere il canale di Sicilia. Un docufilm per lanciare un messaggio rivolto alle nuove generazioni che ha come tema l'importanza della pratica degli sport outdoor a contatto con la natura e l'aria aperta, sensibilizzare i giovani sul rispetto e la tutela degli ecosistemi naturali che ci circondano, con la speranza che attraverso le immagini si possano riscoprire le bellezze che la nostra terra ci offre e che molto spesso troviamo a pochi chilometri da casa nostra. È già da un po' di mesi che sto lavorando a questo progetto, alla pianificazione, alla logistica. Partirà intorno alla metà, tra la metà e la fine di gennaio. Consiste nella prima spedizione navigazione in solitaria del fiume Platani. Io navigherò per la prima volta al cuore dei Monti Sicani fino al mare, fino a raggiungere al mare, il canale Sicilia, a bordo di una tavola SUP, una tavola gonfiabile con una pagaia e un remo che mi servirà per spostarmi, per muovermi. Percorrerò all'incirca 65 km. Lo scopo di questa avventura in solitario è quella di realizzare un docufilm da mostrare, da portare in giro per le scuole della Sicilia, per appunto sensibilizzare i giovani allo sport outdoor, a contatto con la natura, le bellezze che abbiamo dietro casa. Il progetto è sponsorizzato dal gruppo Sciabica Assicurazioni e dal gruppo Gabbetti Immobiliare di Lucanaso. Come sponsor tecnico abbiamo la Surf School di Porto Empedocle e come partner scientifico Mare Vivo Sicilia, insieme al quale appunto cercheremo di capire lo stato di salute del fiume attraverso dei prelievi che poi verranno analizzati dall'ARPA, proprio per fare il punto sulla situazione per quello che riguarda il fiume Platani.